era vandalismo nell'area dei giardini di Via Ravagnana a Borgo San Giovanni. Stavolta le attenzioni dei vandali si sono rivolte ai segnali stradali e ne sono stati abbattuti due, uno in corrispondenza al passaggio pedonale a fianco dei giardini e il secondo discosto sull'Usenso, dove ci sono però le telecamere. Ci auguriamo quindi che gli incaricati ritengano opportuno vagliare i filmati della videosorveglianza e decidano di prendere provvedimenti. Il giorno prima una giovane mamma che abbiamo trovato al giardino ci diceva che stava approfittando che non ci fossero i soliti ragazzi per portare a sgambare il cane, sottolineando ragazzi che fanno confusione e lasciano sporco oltre che combinare malanni. La giustificazione che abbiamo letto in un commento, non c'è una discoteca, non c'è un cinema, che c'è invece il Don Bosco, non hanno nulla, semplicemente non è una giustificazione al vandalismo. Il giardino di Borgo è povero di arredi, ha 3 giostrine su 4 rotte, la recinzione da rifare e le panchine che vanno ricollocate e fissate, ma ha una bella varietà di verde. Nell'area, oltre al vandalismo, c'è stata un'aggressione, sono state fatte molestie a una persona anziana malata, presa di mira con le luci al laser. Nei giorni scorsi è stata interdetta una strada pubblica. Cosa si aspetta per installare un sistema di videosorveglianza? Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, a Chioggia. Questa mattina è arrivata la prima delle toccate delle navi da crociera al Porto Vecchio dei Saloni, la Viking, e diciamo ormai è quasi una consuetudine, però è sempre una cosa che per quanto riguarda la nostra città diciamo crea molta attenzione, anche molte aspettative, e oggi questo arrivo ha coinciso però con altri due aspetti diciamo negativi. Uno, la giornata di pioggia intensa che ha messo un po' in difficoltà un po' tutti, e due, il fatto che scusate, i trasporti urbani sono praticamente quasi nel caos in pratica. Ecco, allora vi leggo qualche commento che è arrivato sulle pagine di Chioggia Azzurra. Le navi, ma le corriere per i bambini che va a scuola o per la gente che va a lavorare, dove gele? Ah beh, avevo le navi. Poi c'è un commento anche di Daniele Venturini, che ha un negozio di articoli da regalo verso Vigo, e invece lui dice appunto che questa mattina, scrive, stamattina avevo un negozio pieno di turisti di qualità che cercavano articoli di qualità, una grande risorsa per Chioggia, peccato per il tempo, ma stanno girando lo stesso per la città e sono qui fino a giovedì. Altro commento, certo che bello le navi a Chioggia, peccato però che mancano le corse dei bus e noi cittadini senza patente non ci pensa nessuno, ma le navi sono belle, fatevi un esame di coscienza. C'è un'altra signora che scrive: bisogna rivedere orari bus per gli studenti, dalle 7:30 del mattino con pioggia e vento, studente fermo ad aspettare il bus in Campo Marconi per andare a scuola a Borgo, e alle 8:05 ancora in attesa, ne è passato uno pieno e l'autista quindi non si è neppure fermato, vergognoso. E poi tutti si lamentano perché i genitori intasano le strade per portare i figli con le auto. Servizio veramente scadente, bisogna rivedere gli orari subito. Insomma, quando c'è la pioggia il caos c'è sempre, però è anche vero che questa situazione di cui la CTV ha chiesto all'amministrazione da oltre un anno di rivedere le corse, perché ci sono delle corse che ci monta pochissime persone, soprattutto a certi orari nelle frazioni, oppure anche io ho visto al Clodì quando arriva la corriera, tra l'altro il Clodì è una struttura privata e gli arriva la corriera che è pagata dal pubblico. Questa veramente, fin dal primo giorno che l'hanno messa non l'abbiamo mai capita. Comunque, a parte questo, quando arriva la corriera al Clodì, per esempio, solo per fare un esempio, non ce l'ho col Clodì assolutamente, ma o è vuota o ci monta 1 o 2 persone, quindi è chiaro che un risparmio bisogna farlo e magari mettere le corriere più piccole e potenziare gli orari come questi della mattina, come queste, scrive questa signora
Erika Ballarin, che effettivamente se alle 7:30 c'è l'afflusso di studenti che va a scuola, perché altrimenti, come è successo oggi, si intasa tutto dappertutto. Quindi benissimo le navi a crociera, però l'amministrazione, speriamo che abbiano fatto pace, ma mi sa me che qua la situazione non è ancora proprio del tutto definita, staremo a vedere. E rido, ma guardate che a me dispiace, lo dico ridendo perché francamente veramente io sono stupefatto di come è stata gestita questa crisi che non avrebbe mai dovuto iniziare, perché il licenziamento del vice sindaco Daniele Tiosso Bragiola, da dove è partito tutto, è stata una grandissima schifezza. Lo dico e lo ribadisco e, non ho nessuna remora a ribatterlo. Questi sono i problemi, sono problemi importanti. Speriamo che il sindaco smetta di farsi selfie e cominci invece a lavorare seriamente e a pancia a terra per la città. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. In una mail dello scorso luglio inviata ai rappresentanti della categoria dei balneari oltre che a Chioggia Azzurra si parlava dell'inclusività delle spiagge di Sottomarina, un tema sempre attuale. La lettera è stata inviata da un gruppo riunito sotto il nome Insieme si può, che racchiude numerose famiglie chioggiotte all'interno delle quali convivono situazioni varie di disabilità e fragilità. Lo scorso anno, a inizio stagione, avevamo realizzato un video in cui parlavamo dell'offerta delle spiagge di Sottomarina, che molto più che in altre località sono volte all'inclusività. Secondo il gruppo, ciò che offrono le nostre spiagge non è sufficiente per le persone che soffrono di disabilità. Il problema maggiore che il gruppo sembra riscontrare è l'impossibilità di giungere al mare senza difficoltà, dovendosi accontentare di sostare al termine della passerella che coincide con il limite della concessione balneare, all'interno della quale gli operatori possono posizionare i propri arredi e le proprie attrezzature, passerelle incluse. Sappiamo però che gli stabilimenti, una buona parte se non tutti, si sono attrezzati per accontentare anche la clientela più fragile e sono dotati di carrozzine adatte per giungere fino al mare, operazioni in cui lo stesso personale dello stabilimento collabora. Sappiamo per certo che la stragrande maggioranza degli operatori balneari dei nostri lidi sono molto attenti alle problematiche e alle esigenze di tutta la loro clientela, inclusi i portatori di disabilità, e ogni anno cercano di migliorarsi e proporre, Bolkestein permettendo, servizi sempre migliorativi per soddisfare tutta la loro clientela. Siamo in pre-inizio stagione e gli operatori che vogliano valorizzare la loro offerta per chi soffre di disabilità sanno che nel gruppo possono eventualmente trovare suggerimenti. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono le più buone rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Il prossimo 3 aprile giungerà a Chioggia una delegazione di 12 persone provenienti da Shohama in Giappone. Scopo principale della visita sarà rinsaldare l'amicizia tra Chioggia e Shohama, che si è manifestata dopo la prima visita fatta a Chioggia nel 2015. Otello Giovanardi, che accolse la delegazione giunta a quel tempo, ha organizzato una piccola cerimonia sotto i ciliegi donati da Shohama a Chioggia e collocati a Sagraeto, dove si terrà una breve cerimonia alle 10:30. La delegazione sarà poi accolta alle 15 municipio in Sala Lampadari. L'incontro proseguirà il giorno dopo presso ENAIP e si concluderà a Palazzo Grassi con un incontro in accordo con l'Università di Padova.
Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia. La città di Chioggia organizza un nuovo festival sulla spiaggia sottomarina Sound Beach, in collaborazione con 2 punti eventi. La prima ospite sarà Emma, sull'onda di un successo sfrenato con il brano Apnea, e giungerà a Chioggia il 2 agosto con inizio concerto alle 21:30 in lungomare Adriatico. Il commento di Mauro Armelau, sindaco di Chioggia, e Riccardo Griguolo, consigliere con delega al turismo. Dopo 15 anni torneremo ad ospitare concerti di prestigio a Chioggia con artisti di fama nazionale. Questo è solo l'inizio di un percorso che renderà la nostra città sempre più protagonista nel panorama dei grandi eventi, oltre che attrattiva per il sano divertimento. Stiamo mantenendo fede a quanto avevamo promesso ai nostri concittadini. Abbiamo una città fantastica che offre moltissime possibilità di svago, dalla spiaggia al mare, all'arte, alla natura, senza contare la nostra offerta gastronomica. Il nostro desiderio come amministrazione, conclude, è di rendere i nostri concittadini ancora più orgogliosi di vivere a Chioggia e continueremo a lavorare per promuovere la cultura e l'intrattenimento di qualità a partire dall'estate 2024. Alla farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni tutto per il tuo bambino, detergenti, peluche, giochi. Per la sua pelle delicata vuoi il meglio e alla farmacia San Giovanni trovi i prodotti indicati per la sua igiene e per il suo relax. Alla farmacia San Giovanni trovi tanti giochi e peluche sicuri, adatti alla sua età e con lo sconto del 20%. Farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni Chioggia, aperta tutte le domeniche mattina. E ovviamente Storia Sport, in cui ha coinvolto anche partner di cui hanno sempre creduto fin dall'inizio a questo progetto, quindi dall'azienda Astre Serenissima per la disponibilità concessa oltre al comune di Chioggia, il consorzio con Chioggia Sì. Io direi di lasciare la parola subito alla dottoressa di Sport e Salute, che così ci spiega e ci presenta anche l'iniziativa. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto come Sport e Salute vi porto i saluti da parte del Presidente nazionale, il dottor Mezzaroma. Sport e Salute è una società che sviluppa lo sport e soprattutto i corretti stili di vita. In questo caso Sport Inclusione è un progetto che supporta le associazioni sportive dilettantistiche che praticano attività sportiva, ma soprattutto sono rivolte al sociale, all'inclusione, al poter coinvolgere i ragazzi per integrarli all'interno delle associazioni sportive e fare dell'attività gratuita. È molto importante perché Sport e Salute, attraverso appunto la pratica sportiva, vuole che tutti facciano sport, anche i più deboli e anche le persone che non ci possono arrivare anche a livello economico, perché attraverso i progetti possono fare attività gratuita. Sport e Salute non ha solo progetti come inclusione, ma ha altri progetti come quartieri, carceri, integrazione, civici e anche attività che coinvolgono i comuni, per cui fanno lo sport nei parchi. Sport nei parchi è nato nel periodo del lockdown, quando non si poteva fare attività nelle palestre, allora si è creata la famosa attività a cielo aperto, per cui con delle strutture i comuni hanno potuto aprire i loro parchi, i loro parco giochi, mettendo delle attrezzature sportive e fare attività all'aperto. È molto importante che le società come Astoria facciano questa attività per tutta la comunità, facciano l'attività proprio inclusione. Inclusione vuol dire appunto per tutti, nessuno escluso. Quest'anno sono stati aperti come inclusione 80 progetti in tutta Italia, 23 al nord, 17 al centro e 40 divisi tra il sud e le isole.
Per quanto riguarda il Veneto, l'unico progetto appunto è stato quello di Astoria. Noi speriamo che Astoria in questi 2 anni ci faccia appunto vedere come aprirà l'inclusione a tutti quanti, e noi saremo al loro fianco per qualsiasi emergenza, per qualsiasi situazione. Carne al fuoco, specialità carne. Sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina.